E dunque, professore, mi fa che piacere di essere in domo mia per presentare culto libero, che è meta importante, la legge di un vago, ma però è bellissimo, per lo comprendere a bere, devo tornare a leggere una volta, e auguro tu e pure ancora. Ma menta che quando via minore, fai dai mesi meda, sa gente anziana naturalmente, del sughero, del su che si passa in sughero, del sos'altro, del suo sole, della luna, di tutta questa cosa. E è tutta una cosa quasi unicola, che tutte queste persone se non narrano. E difatti questa cosa mi sono imparata, tanto per narrare, quando abbaido che si ora, tanto abbaido ora, e una roba deve essere tal'ora. E non mi sbaglio mai in meta. È così che culto libero mi piace, è proprio bello. E come mi interessa pure di Hiro Novago, il test è culto itinerario Antonino. Tanto salute innanzitutto, grazie per nos essere convitati noi in Domodua. Con piacere. È un piacere mio. Eravamo su pensa che siamo a Regione di Sardo, che è una cosa importante, che noi in Perfugas sa regione in questa maniera, in Saldomo, quasi tutto questo sono delle città nostra, la Regione di Sardo, e quindi noi queremos fare a promuovere questa lingua e questa cultura sarda, queremos fare una puntata, una trasmissione da mandare in rete in sardo, tutta canta in sardo. E l'itinerario Antonino è una pubblicazione fatta in tundu sul secondo, terzo secolo apostisi di Cristo, dai gusto che si narra proprio Antonino Augusto. E da voi s'opera sua che trattaia di tutti i stradoni e mannos dell'impero romano ha toccato pensa a Sardegna, e in Sardegna che era battono i stradoni e manno che partivano dai determinati logos. Pertanto l'itinerario Antonino è una mappa stradale dell'impero romano, ma è importante pro diversi punti di vista che abbiamo a vedere da voi in questa regione. Sul problema dell'itinerario, il debito assentito della città e il supporto di Tibula, qual è stata questa causa? Tanto mentre studiosi di storia e di linguistica sarda hanno individuato la città e il supporto di Tibula in sostretto del Castello Sardo. E proite su questo gusto, che in queste scuole italiane, o si studia sul latino, sa Y greca si legge come una I, in modo però adesso tutto imbagliato. È proprio una vardina manna meda, proite, che un conto è narrare tibula e un conto è narrare tubula. Noi che facciamo su linguistica e scriviamo su chi una vocale in sa linguistica fa questa differenza. Se noi, ad esempio, narramo su mare Tirreno, come lo pronunziamo e narramo invece su mare Turreno, come deve essere pronunziato secondo le regole grammaticali del suo tempo, va una differenza manna. Che su dirlo non narra nulla, sarà chi ne dire, ma sarà chi invece tu non narra meta. Capite che narra che questo mare apparteneva da Sazenta che era da Saturres o che era da Sudurru. Saturre se vuni sono nuraghe, se Saturre nuragica, se Sudurru vudi su bastone tirso, su bastone di comando dell'antichità che tenivano in mano i sacerdotes e i comandantes militari. Pertanto, tornando a sa tibula, sa parola non è tibula, ma sa parola abilità essere tubula. Quando noi usiamo su una parola come tubula, che da voi è indittata in questa maniera, con sa Y greca, in tutte le enciclopedie europee, con sa Y, noi scriviamo su questa parola si deve da leggere in antichità come tubula. Noi scriviamo finza che in locutorese sa B intervocale che accanto sa cattata in sillaba attona ruete, e pertanto questa tubula diventa tula. E a questo momento è facile a scrivere che Tula è una città reale in Sardegna, è un luogo reale che esiste davvero. Tanto fattendo partire dai Tula, l'itinerario Antonino, cambia da tutto. Dunque, la città di Tula è una stazione importante, dato che questa partenza giusta è giusta. Sì, ecco,
Ite è poi importante Tula, caute noi si pensiamo a Tula come te sa Ida, che conosciamo solo di cosa abitante, se pensiamo mai te vada che è importante in Tula. Ecco, in Tula vada un monumento megalitico, forse è la prima muraglia megalittica che esiste in Sardegna, più antica, di Monte Baranta, che è fatta come un goniometro. E ha due entrate, è tarata, una che è puntata a est, e la via dell'equinozio di primavera sul 21 di marzo entra a Salughe, in cui deve entrare Salughe diretta. L'altra invece è puntata a nord. Puntare a nord è facile, che si stella volare. Stella volare. O è si stella che segnala su nord, è si stella volare in questa costellazione del carro minore, del suo carro minore. In altri da voi però fu di, siccome su quello non fu di preciso, questo che noi si vediamo per una questione di precessione del suo equinozio, in antisi che so, in 1500 anni in antisi di Cristo, su Polo Nord non fia nelle bestie di stella polare oe. Su Polo Nord veniva rassegnato da un'altra stella sempre del suo carro minore, però che segnava Saroda del suo carro, che ora si chiama Kokab. Pronto, la muraglia megalitica serviva a mappare sul territorio in modo preciso. In Siltrada, a Tubula, Sulcisi, a poi de Dula, la premetazione de Arresu, la bonese in Vignolis, Banchoso, Pesfugas, con cale ricontroso. Allora, l'itinerario Antonino era una particolarità. S'ammiglias a chi fiano dando precisas, in suo senso che sono attendibili semplicemente a oe. Pro tanto, dai Tibula fino a Vignoli si baia da, secondo il testo, 12 o 20 miglias. Pro tanto, paragonando questo tretto di cammino a su cammino che io è andata dai Tula fino a Bangios, cioè fino a Vignolis, noi riflessiamo a un riscontro proprio esatto, giusto, pratico. Un elemento importante archeologico è un umiliario che è stato agattato in sa frazione di Samela, in comune o in comune di Erula. Un umiliario che segna da strada che dai Cagliari andai da Tula, che dai Tula da poi andai da Ruina, come te, chiamano la città sui abitanti di Oe. Ecco, in questo tretto di cammino che andai da Tula a Vignolis, s'agattaia di insufficienza ancora in su medioevo una bidda che fu manna meda posso tempo e si narraia da Bangios. Questa bidda de Bangios. Sa bidda de Bangios è posta in un tretto di terreno che si narra da ancora oe Badde Inzas e da voi va un rio che la passa da che si narra Rio Inzas. Pertanto noi siamo su un elemento toponomastico che conferma da sa posizione giusta di Vignolis, un elemento archeologico come il somigliario, e da voi abbiamo un elemento vizzamente storico che sono miglias inditate dai itinerari. E sul manzo con isa termas dell'antichità. Dobbiamo scrivere che in ogni stazione di sosta dell'itinerari Antonino, in Sant'Antichità, baia da una terma, cioè un luogo in cui la gente si podia da samunare, si podia purificare su corpo e s'anima. Cautesa termas serviano precisamente ai gusti. Interessante meda, proprio interessante. S'affirmata che si da poi dei Vignoli e Bangios, fidi e riccio, e te vada parlato del gusto toponimo. Ecco, io che sul toponimo si chiede sempre, si tiene Antonino, sono parlato ed è una caratteristica del tutto canto su sardo, che noi siamo su una lingua che viene di narrata sillabica, che a ogni vocale è stannanghida una o due consonanti. Pertanto è una lingua meta prima, una lingua che è proprio come una catena che non si può distruggere. E riccio è un po' corruzione, lieve corruzione di questa che da poi viene indicata precisamente dai Tolomeo come ericinum in latino. Ericinum è una parola composta da ie, che è preposizionale che noi impriamo in sossambenato, insomma, finza in sottoponimo, come da narrare figlio di Giovanni e Serra. Rucchino che narrare de Saruche, e quindi questo ha avuto una città de Saruche. Saruche in antichità fia da questa costellazione che noi oggi chiamiamo costellazione del Cigno,
che innanzi si narra finita la costellazione del Sarughe, che è composta dai ghimbe e stellas che disegnano proprio una rughe. Coda ruina è proprio sul luogo che indica da questa costellazione importante in Sughelu in Sant'Ivitale. Pruite coda. Sa coda è, sulla parte principale de Sarughe, sinna il grembo materno. Ancora oggi noi narramo a posizione su vicino in cova. Ecco, so arabos ancora oggi chiamano questa stella importante dessa costellazione del Sucigno, la chiamano proprio Denebbe, che narra coda. La città di Coda Ruina fu questa città che rappresenta la stella principale dessa costellazione del Sarughe o del Sucigno. Ed è stata barrata in su toponimo di questa città, che si chiama Coda Ruina, che è Coda Rucchina, che narra in altre parole. Fai da come dessa altre scoperta a casa pubblicato in questo libro? Da voi e Rucchina o Rucchino, come veniva pronunziata al maschile, a mascio, l'itinerario andava da pensamento a Sulcis fu disassettata che oggi noi chiamiamo Sant'Antioco. E questo cammino si guida da Ottaganta alla costera occidentale da voi narramo in sardo, che su occidente est solo che noi muri su sole. Infatti noi narramo su sole si desta bocchende, proprio Bogussu, quando est tramontana solo in bocchende, grenare che est bocchende mosende in occidente. Si guida sul dritto da voi dai Portodure Sannurra, da voi dai Sannurra da Salighera, Carbia, da voi Bosa, da voi Cornus, Tarros e si guida tutta canta a costera, inizialmente a Sulcis. Da voi dai Sulcis a Teulada, da Teulada a Noda e da Inora a Cagliari. Un'altra strada importante partiva da sempre dai Tula, cui si chiama un Gemellas, che Gemellas veniva considerata dai certos storici in territorio di Perfugas, che non fu stata individuata su capolinea di questa strada, i stradonese mannos. La stazione di Gemellas fu situata in UEO e questa saghegia di Sant'Antioco di Bisarcio. Su cammino da voi si guida in due direzioni. Una andava da Santa Lucia de Mores, esatta andava invece a San Pietro di Sorres, a fase cattolica proprio in Rebecco. Ed io sono andato con altre persone e abbiamo visto che in questo sito archeologico di Saspresone bisogna ancora tutti i miliari antichi che resano sui pavimenti dove passare a garda sutta per alimentare la terra. Ed è proprio un spettacolo bellissimo di idere. Deo ha individuato la stazione di sosta, de AFA l'ha individuata proprio in Rebecco. Da Rebecco su cammino pigaia in Sacampeda e andai da pensamento a Mulargia. Tutti la firmata da voi e di Mulargia sono tutti conosciuti e facile da voi a individuare. È una meraviglia questa cosa. È una meraviglia, è bella vista dal punto di vista sia da toponomastico, che avete no itinerario, non narra da Vinzas, ittesi narraia una certa città, adesso che da voi con l'avvento del cristianesimo hanno cambiato nome, come ad esempio Santa Giusta, che si narra a Zocca, Sant'Antioco, che si narra a Sulcis. Ma insomma, è un lavoro meraviglioso tutto questa cosa. Potevo tenere la verità, poi incominciato a studiare su Gelu, cioè l'astronomia, quando ho incominciato a leare in mano la mitologia, che tutta canta la mitologia greca, in cui si fa da Finzas e Sardegna, è improntata su Gelu. Tu riesci a comprendere la mitologia, si conosce su Gelu. Conoscendo l'astronomia su Gelu di 3000 anni o come, noi si scrivono su certe storie o paristorias grecas sono ambientate a 3000 anni innanzi di Cristo. Siamo sicuri che queste storie non le hanno inventate i grechi. In antichità, 3000 anni innanzi di Cristo, in pieno neolitico, possiamo narrare la civiltà più progredita in tutto canto sul Mediterraneo fu la nostra. E questo lo dobbiamo narrare la Sardegna, via la civiltà del Sardos. Cioè la civiltà nostra non viene considerata. E se sarà più o meno questo è proprio gusto. È una bella storia proprio per noi, ma insomma noi abbiamo secondo me abbiamo uno dato che è spropositato di Cantemanno. E di Cantemanno
non riuscissimo a guidare. Ma il problema pure è che mi pare che noi siamo stati frenati di non poter uscire prima di tanto anni tutte queste cose che sono bellissime da uscire. Sì, so freno, lo usiamo rapido in scuola, che noi in scuola non facciamo manco una paginetta delle storie della Sardegna, né antica né finza recente. Dei lingua sarda ne facciamo ancora più poco. E ha compreso un'altra cosa, gli studenti di storia antica, che senza una competenza funcuta in lingua sarda non si può comprendere certo meccanismo legato alla linguistica storica. Proprio fare un esempio, va da me la regione storica della Grecia che hanno nome sardo, ma niune primo si può bizzarra che questa regione sono scritte in sardo, che non hanno nome greco. Ti faccio un esempio banalissimo. Sarcadia, che è una delle regioni storiche più importanti della Grecia, ha la saraghina sua in Sarca e in Sarcu. Sarca e Sarco in greco però venivano in un'altra maniera, hanno un altro nome, però tanto non possono essere stati so greco a dare il nome a questo territorio. Dunque si suppone che vada per usarlo in Grecia? Ma si suppone che vada per usarlo in Grecia. Ma Tinaro di Viuso, tutte quante sono attuali, l'attuale Turchia, da nome sardo, antico. Quindi noi della letteratura greca riusciamo a comprendere che con son numeri del suo logo, della natura antica, del suo Mediterraneo, del tutto canto, dell'Africa settentrionale, da parte dell'Italia, dell'Europa, esistevano già, prima ancora che arrivano sono romanos. Dunque, sono stati fini marinesi sempre? Sono stati sempre marinesi. Sul Mediterraneo si narra da mesoterranzo, mesoterranzo, che è una parola sarda. Insomma, hanno fatto dei cammini su saldo, eh? Sì, hanno fatto meta di cammino. E come vi stato proprio dell'icovere, dell'approfondire tutta questa cosa, no? Però noi abbiamo una parte debole in tutto il sistema, che noi in scuola non impariamo a soppizzino nella lingua e nella cultura sarda. Pertanto noi per questo periodo dobbiamo usare architetti, linguisti, storici, geometri, carpentieri che tornano a porre a posto la pedra che le ruine dei muraghe, per mantenere tutto il patrimonio culturale che noi abbiamo e che anno con anno da voi siamo sempre più perdenti, che non lo coltivizziamo. Archeologi, noi abbiamo un bene di archeologi in Sardegna, giovani ufficiali preparati, ma che da voi devono abbandonare questa professione in solo e si devono dedicare al tuo travaglio. Che sono archeologi strutturato, sono pochissimi, sono altri travagliano solo a progetto, come travagliamo noi che siamo insegnanti di lingua sarda a progetto, siamo stesse cose. Quindi bada una mancanza proprio di struttura però vaga di scoperta nuova. Ma con tutta la ricchezza che si suppone che della Sardegna prima e che è ancora davanti a noi, ma che non la vediamo. Ma è veramente un peccato la storia ruere. E devo infatti non riesco a comprendere come sos politico nostro, che da voi sono curso che danno sos inditos e che spendono sui denari nostri per determinata cosa, come fa a non comprendere che senza ponere questa materia in scuola non si può creare specialisti. E tanto mi pongo la pregunta, è naro, ma se la scuola non è legata sul territorio, e che scuola è? E che sensuata? Cioè, il sensuale di studiare la storia del suo mondo ha un senso, è vero, però tu devi andare dal suo generale al suo particolare. Se lo studio tuo lo devi applicare sul territorio in due vivese, se no è sensuale. Tanto dobbiamo distrarre, non che dobbiamo andare dai noi. Che noi se non abbiamo legati si scuola sul territorio. Che noi, nella verità, te conosciamo questa Sardegna. No, ma pure come, non conosciamo proprio nulla, come andiamo su culto è una cosa nuova e speriamo che vette un boom, che indicite di una cosa gente, ma però calzonare non è una cosa da lasciare perdere. Sono romano sai un arco, noi facciamo passare da soldato in segno di espiazione, no? Però quando venivano in battaglia, qualche guerra lo facevano passare sotto quest'arco
chi via da vostri in su Foro Romano. Ecco, lei ha fatto tantissime cose, no? Per sospizzino, su queste cose, ha fatto passare tutta la sarca, le Santuantine, in questa che io ho venuto da galleria, no? Ecco, lo so, ha fatto passare i due, che avete solo vai dentro questo sarco, uno si immagina questa potenza che noi siamo usati in questo periodo storico, solo a venire un sarco. Beh, penso che è una cosa che dobbiamo dare appena una tecnologia che manna posso tempo, che è sofisticata, creare se che noi abbiamo una tecnologia per fregare nave, se abbiamo questa tecnologia può esportare questa cultura da voi che noi si pratichiamo in nonché. E pertanto, per esportare questa cultura un parasosomines. Ecco che tutti i suoi territori in tutta sul Mediterraneo hanno tutto un numero sardo, che questo territorio sono noi lo siamo colonizzati, sono già delle antichità. Tocca desigitare e fare di tutto per risuscitare un vago questa cosa, recuperare un vago su che nos hanno lasciato. Partire da questo che noi siamo e cominciare. Ti do grazie, se non avevo mai invitato in noi due a ragionare di questa cosa, del suo libro mio, ma da voi, della storia, della Sardegna, narramos in generale. Pertanto sono contento e mandiamo un saluto a chi non sa abitare da voi in questo filmato. Ma a me mi fa che mi da piacere da Rizzini, no? Che ho imparato bene cose e sono proprio contenta che tu ti occupi proprio con me da brio, me da entusiasmo e speriamo che è disatteso me da e che una diosata di torre bene tutto quello che si è fatto in come, che su bene che torna da te, torna da noi pure. Mi dà che mi dà piacere di tornare a cominciare tutta questa cosa, di andare fino a fondo e di convincere il Stato italiano che noi abbiamo la storia nostra. Ecco, grazie a te, grazie Dora. Salve a tutti, sono vai dentro. Buonasera.